Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere con noi il neopresidente dell'Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto, vale a dire Editori Veneti, Carlo Mazzanti, ovviamente editore. Detto ciò, partiamo dalla denominazione sociale, cioè Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto. È nata poche settimane fa, raggruppa 40 imprenditori, una quarantina, adesso non li ho contati esattamente. Ma quali sono le piccole e medie imprese editoriali? Tutte. Le piccole e medie imprese editoriali nel Veneto parliamo ovviamente. Sono quasi tutte, insomma, diciamo. Perché se andiamo a guardare la parametrazione dell'Istat, la piccola impresa è quella che produce fino a 20 titoli all'anno, stiamo parlando di libri. Certo. La media è quella che va dai 20-25 fino ai 50, oltre i 50 è considerata grande impresa. Diciamo che nel Veneto possiamo dire che c'è Marsilio, insomma, che abitualmente sta sopra questa cifra. Dobbiamo anche... È un nome di caratura nazionale, diciamo. È un nome di caratura nazionale, talmente nazionale che noi sappiamo che da poco tempo la proprietà è passata a Feltrinelli, quindi non è più interamente veneta. Ecco, in questo c'è anche uno degli obiettivi societari dell'associazione, vale a dire contrastare in qualche maniera il rischio che anche nell'editoria, così come è successo in tanti altri settori economici del Veneto, si venga espropriati della proprietà? Beh, un po' sì. Allora, partiamo col dire che il nostro ruolo è abbastanza particolare, nel senso che noi dobbiamo da una parte sentirci degli imprenditori e quindi fare profitto e quindi tenere i conti a posto, però dall'altra siamo anche dei mediatori culturali, nel senso che dobbiamo scegliere gli autori da proporre al pubblico e scegliere dei libri che devono essere i migliori possibili, quindi abbiamo anche la responsabilità di tenere alto il livello culturale, letterario e comunque editoriale della produzione regionale. Non è facile fare piccola e media impresa, in particolare nel nord-est al giorno d'oggi. Non è facile fare l'imprenditore senza capitale, non è facile fare l'imprenditore senza banca. È per quello che noi, adesso siamo una quarantina, ma siamo certi di arrivare entro la fine del 2020 ad essere almeno una cinquantina, sessantina. C'è una platea possibile, ecco, di quanti sono gli editori più? Allora, nominalmente i codici Ateco iscritti alle Camere di Commercio sono oltre 200, quasi 250. Noi sappiamo che poi ci sono delle associazioni che fanno il loro house organ, ecco, insomma, noi stiamo parlando di editoria che fa una produzione libraria e di riviste, anche innovative in diverse forme, può essere anche digitale, elettronica, noi per esempio facciamo ebook, facciamo audiolibri. Crediamo che l'editoria abbia bisogno di una fortissima innovazione anche tecnologica e anche di mentalità. Ecco. Se arriviamo a questo, pensiamo di essere circa un centinaio. Se poi riduciamo ancora lo spettro, andando a cercare veramente chi fa libri, chi ha una distribuzione, chi opera realmente quasi al 100% in questo settore, diciamo che siamo un'ottantina, insomma, una settantina, un'ottantina. E noi contiamo, naturalmente non vogliamo essere totalizzanti, ma contiamo insomma di raggrupparli e anche di rappresentarli. Non vogliamo essere un'associazione di tipo culturale, non vogliamo insegnare niente a nessuno, desideriamo fortemente e pensiamo di strutturarci per darci dei servizi e per sentirci più forti, voglio dire. Ecco. Perché la vostra dizione recita Associazione delle piccole e medie imprese editoriali nel caso. Perché fare una realtà autonoma e non un gruppo all'interno di un'organizzazione di imprese? Ce ne sono molte, dagli artigiani agli industriali. Beh, tu Fabrizio, siamo anche colleghi, certo. Io ricopro anche questo doppio ruolo di giornalista editore che comunque certo. è
un nobile ruolo, mi hanno preceduto fior di giornalisti e editori, insomma, nella storia italiana. Tu sai che non è così facile, noi abbiamo avuto un'esperienza anche come nostra casa editrice molto importante, molto forte negli anni con Confindustria. Anche all'interno della stessa Confindustria, dove potremmo anche confluire, questo lo diciamo, non è facile la rappresentanza e il rapporto di forze tra la grande impresa e le PMI, perché spesso, insomma, i rapporti sono sbilanciati a favore della grande impresa. È un dibattito che c'è da tanti anni in Confindustria. Io credo che Confindustria, se dovessimo noi fare questa scelta, ci spalancherebbe le porte, sarebbe un modo di dialogare e di avere ancora più forza. Cosa vuol dire oggi fare l'editore? Cioè, qual è il mestiere dell'editore? Allora, oggi fare l'editore è recuperare, secondo me in particolare nel Veneto, una grandiosa tradizione che non credo tutti conoscano, voglio dire. Dalla invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg fino alla metà del Cinquecento, Venezia è stata la capitale europea dell'editoria. Significa che si stampavano più o meno il 50% dei libri che in totale si stampavano in tutta Europa. Dalla metà, quindi dal 1470 erotti al 1500, alla metà del 1500, la maggior parte dei libri che venivano prodotti e poi commercializzati in Europa a Venezia erano in lingua straniera. Quindi Venezia già ci sta indicando nella sua storia, noi editori, che l'internazionalizzazione è una delle strade che noi dobbiamo intraprendere, e ho detto la prima. La seconda, storicamente, è che noi abbiamo avuto un personaggio che tutti conoscono come Aldo Manuzio, che nel Cinquecento si è messo a stampare a Venezia i classici, quindi ha ristampato tutti i greci e tutti i latini. Io credo che noi come imprenditori questo spirito umanistico lo dobbiamo proprio riprendere, ecco, per rispondere in modo complesso alla tua domanda, che era semplice. Quando dico complesso è perché, riprendo quello che ho detto prima, non basta al giorno d'oggi avere un buon libro, bisogna anche capire cosa sarà la forma libris di domani, che potrebbe essere, dato che siamo in una televisione e quindi tu fai parte di un gruppo televisivo con una produzione, ed ecco un'altra cosa che noi vorremmo mettere nella nostra, brutta parola, mission, voglio dire finalità, un rapporto molto forte tra la produzione intellettuale libraria e poi la produzione, voglio dire, televisiva, ma anche cinematografica, perché un domani potrebbe anche essere che appunto la forma libris non sarà così tradizionale, cioè si potrà entrare e uscire tra diverse forme visive, acustiche, quindi si sentirà la musica, si sentirà, adesso si può già fare con un QR code, voglio dire, con un'applicazione, si punta la pagina e si sente o il libro letto dall'autore o addirittura ci può essere anche il contorno, voglio dire, di un sottofondo musicale o visivo, eccetera. Vabbè, questo è guardare al futuro, però non voglio sembrare antipatico. Prima hai sottolineato giustamente, siete un'associazione di imprese, cioè non è un'associazione culturale, quindi impresa vuol dire anche bilanci, vuol dire farsi i conti, quindi partiamo da questa considerazione. Non è che negli anni recenti, essendo evidente che più la gente che ha voglia di scrivere di quella che ha voglia di leggere, vi siete trasformati in stampatori, punto e basta, senza fare, voglio dire, alla fin fine una scelta di qualità, purché uno in qualche maniera pagasse? No, allora chiariamo una cosa. Una delle cose che realizzeremo sarà una serie di protocolli, ecco. Per noi l'editoria a pagamento non esiste, cioè si viene esclusi dalla nostra associazione, proprio perché l'editoria a pagamento non comporta
il corretto rapporto autore-editore e pubblico. Perché se Perché io in quello mi modo faccio pagare, annulli il rischio d'impresa, appunto, di cui si parla. cioè se il mio cliente è l'autore e non il lettore, Ok. io imbroglio sia uno che l'altro, va bene? È per quello che noi, per essere iscritti, dobbiamo avere anche una distribuzione, quindi una credibilità, e quindi fare un'azione di controllo su quello che ci arriva. Quindi se mi arriva un libro che per me è impubblicabile perché è illeggibile dal pubblico, io quel libro, con tutta la cortesia, perché noi li leggiamo tutti i manoscritti che ci arrivano, facendo uno sforzo anche terribile, rispondo a chi si è proposto che non rientra nella nostra politica editoriale. No, mi spiace averti fatto la domanda, ma credo fosse doverosa. No, ma allora, adesso io non voglio usare metafore anche così, ma insomma, se l'Accademia Italiana della Cucina fa il protocollo per fare correttamente i tortellini, io credo che anche noi potremmo fare qualcosa di questo genere, nel senso che come associazione dobbiamo anche prenderci la responsabilità di mettere giù tutta una serie di protocolli che sono ufficiali, anche per esempio, è per quello che tu stai leggendo le nostre finalità che abbiamo messo nella nostra presentazione, abbiamo un settore affari legali, anche il corretto rapporto autore-editore attraverso un corretto contratto editoriale. Per concludere, in maniera sorridente, ma se fate questa cernita alla fonte, cioè sulla qualità anche di ciò che viene scritto, 40 imprese editoriali non sono un po' troppe a fronte del prodotto che c'è sul mercato, voglio dire? Non è che tutti si nasce capaci di scrivere, ecco. Diciamola così. Allora, chiariamo una cosa, questa vulgata per cui il Veneto è ignorante... No, non era questo, no, non voglio dire questo, ci mancherebbe altro. Ma lasciami dire questo, il Veneto è ignorante... Allora, il Veneto è in testa alla classifica dei lettori insieme alla Lombardia, quindi i veneti leggono quanto i lombardi sono in testa alla classifica nazionale, leggiamo più o meno come i tedeschi, come i francesi, quindi voglio dire, non cadiamo in stereotipi radical chic. Detto questo... ma c'è materia prima 40, per 200 editori, perché poi in realtà ho parlato di 40, allora, ma insomma... 200 non stampano libri che vanno al pubblico, abbiamo detto che sono una settantina circa. Già tanto. Qualcuno stampa anche 2 o 3 libri, perché se ha individuato nel mercato un target che è quello, li vende a quel target e sta in piedi. Se stiamo in piedi in 40 e siamo tutti senza problemi, nonostante, ripeto, siamo senza capitali e senza banche, perché è vero che da un punto di vista come dire, legale e giuridico per i risparmiatori è stata una cosa triste il fallimento delle nostre popolari, però è anche vero che sono state sostituite da banche che qui fanno raccolta e poi vanno a finanziare le aziende del nord-ovest, non le aziende nostre. Banche che tra l'altro ci ha raccontato l'altro giorno l'ambasciatore Terzi, poi finiscono nelle blacklist perché vanno a fare investimenti in Iran e prendono 230 milioni di dollari di multa. Devo andare in sigla, Carlo. Che paghiamo noi. Ecco, insomma, è stato chiaro, anche se ho dovuto troncare perché sennò poi ci troncano a noi. Grazie al nostro ospite, che ricordo essere il presidente, neopresidente o presidente della Neo Associazione Editori Veneti, associazione di piccole e medie imprese editoriali della regione. Grazie a voi, alla prossima. Un po' polemico, ma insomma. Ci sta.